Maestro, mi fai uscire la musica e una parola. Attenzione, donne, seguiamo lo schermo. Pronti? Stoppa, stoppa. Scusate, se voi non mi lasciate non posso continuare il gioco. La signora, ok? Teorema Ferradini, brava! Silenzio, i pacchi rimasti, signora, sono il numero 1 e il numero 2 e ahimè il numero 4. Secondo lei, il numero 4, attenzione, perché la signora, io le do una possibilità incredibile, tocchi il pacco, lo agiti con cura, secondo lei, in un pacco così, ci potrebbe essere il buono? Un pacco che si muove tutto all'interno, ci potrebbe essere il buono, quello da 600 euro? Sì, lei ha detto sì. E allora io le regalo questa bellissima piantagione di canne. No, scusate, no, no, che canne. Bellissime, no, non sa, no. Allora io le regalo. Oltre a questo, le regalo tutta la mia confezione qua di vini, E in più le do la possibilità per una settimana di venire a cenare gratis al Mirage. Se lei mi lascia il pacco, mi voglio rovinare. Le do anche tutto. Me lo lasci, guardi. Se no il gioco finisce. Perché lei è il numero 4. È sicura? È sicura? Si ricordi queste parole? Anthony aveva ragione, dovevo lasciare il pacco Anthony. Se lo ricordi, il numero 4. Il numero 4 è la signora. Attenzione, il gioco si fa duro. Pacchi 2 rimasti. La musica, parti al Mirage. No, troppo vicini. Ora! Oh mio Dio! Stop! No, scusate! No, scusate! No, non si... ragazzi, scusate! No, me la caccia la mano, però... No, ci facciamo male! Allora, c'è stata lei! Scusate! C'è lei! Tutto indietro, grazie indietro! C'è lei, l'ha detto lei! Fermo, maestro! Il... Maestro, posso sentire queste cose io? Mi hanno detto il gatto e la volpe. Non è questa! Prima la volpe e poi il gatto! Basta la base, maestro, vai! Ok. Sono rimasti solo 2 pacchi, ma ho tutti questi premi che io vorrei dare. E allora, silenzio! Pacco numero 1 e pacco numero 2. Secondo me in nessuno di questi 2 pacchi c'è il premio. Quindi propongo, ti regalo tutto quello che c'è in questo pacco, guarda, giù. Cioè mangi cioccolate per 6 anni. No, poi ti do anche il vino. No, prendiamo il pacco, dimmi. Numero 2. Sei convinta o vuoi... Conferma, numero 2, andato, vai, numero 2. Non aprite i pacchi, Ragazzi, vi allargate, se no non possiamo giocare, non posso fare vedere i pacchi, i regali, i premi. Prossima! No, vi allargate, se no... Ragazzi, perché se no gli altri non vedono. Ecco, bravi. Vai maestro! La signorina bionda. I Pooh! Ma
Sembrava perché effettivamente dammi solo un minuto, ma non è quella, non è quella. Riparte! Stoppa! Venga! Si è cacciato anche le scarpe, dice gli lancia la scarpa, ecco che stasera. Vada! Chi fermerà la musica? L'hanno fatta sempre i Pooh? No! Non sono i Pooh! Laura Pausini, no! Attenzione, attenzione! Stoppa! Eros! Ramazzotti, maestro! Mi dicono Eros Ramazzotti, allora l'ha rifatta, ma non è la sua versione, non è Eros Ramazzotti! Stoppa, allora, poi, cioè mi piace, allora, quella dietro lancia, spinge, vai, Fiordaliso, che più liso c'è, è quella, brava, facciamo un pezzettino maestro, pezzettino, ok, poiché il patto è rimasto, è il numero 1 ed è il vincente, giuro che c'è il premio, allora io che devo fare? Devo fare l'impossibile per trattenerlo, attenta, tu mi lasci il pacco, seguimi, tutto quello che c'è qua su, più 100 euro da spendere qui a Mirage, sono tuoi se mi lasci il pacco. 100 euro, non è che su 100 euro il pacco, 100 euro più tutti questi, le bottiglie, i regali, i baci, no, il pacco, brava, un paio di scarpe c'è dentro, panci, fermi. Allora le riprese ragazzi, se vi spostate perché siamo arrivati al momento, allora apriamo il pacco numero 4, veloce,